Il 2018 è un anno importante per la Confartigianato di Castelfranco Veneto, 60 anni di attività. Così al Teatro Accademico si è svolta la celebrazione tracciando un bilancio dall'esperienza del passato alla competenza di oggi e dando uno sguardo ovviamente alle opportunità del futuro. L'artigiano, è stato detto, è visto come interprete del territorio. Credo che il prossimo futuro ci aspetti sicuramente qualcosa di più positivo e che permetta comunque a questo mondo dell'artigianato di superare e allontanarci da questa, crisi che ormai perdura da qualche tempo. Presenti all'incontro diverse autorità, tra le quali il sindaco di Castelfranco Stefano Marconi, il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Mario Pozza ed il presidente della Federazione Regionale Confartigianato del Veneto Agostino Bonomo. La Confartigianato di Castelfranco è sempre stata riferimento per le tante imprese artigiane che caratterizzano il nord-est ed ha saputo leggere la crisi e superarla. Ma il piccolo artigiano ha ancora un futuro? Il piccolo artigiano ha un futuro solo comunque secondo me se si mette in rete. Questi sono i dati che abbiamo visto anche qui sia della Camera del Commercio sia di quello che sta in questo momento parlando il professor Corò, ma sicuramente l'artigiano deve entrare in rete. Da solo è sempre più difficile farlo, per tutta una serie di motivi, gli investimenti, il credito, le commesse, la qualità, la certificazione sicuramente sono dei momenti un po' importanti, quindi ritengo assolutamente che si debba mettere in rete. L'importante, ha detto il sindaco Marcon, ora è rinnovarsi e innovarsi costantemente. Nel Veneto essere piccolo è un valore aggiunto. Il nostro territorio, ha concluso, è pieno di potenzialità grazie alle quali abbiamo resistito alla grande crisi. La Confartigianato continua da qua, partendo da questi 60 anni in prima linea.